Amici del blog di Aldo Rossi, benvenuti a questo video test, in pratica una video recensione di un prodotto che noi tutti conosciamo già molto bene, un prodotto che più che tipicamente friulano è un prodotto tipicamente udinese. Stiamo parlando dell'amaro d'Udine che noi tutti già conosciamo perché viene commercializzato ufficialmente fino dal 1846. Ma quella che vi presentiamo quest'oggi è una novità, prima di tutto per questa bellissima confezione e poi perché il prodotto è una line extension che vuol dire un'estensione di prodotto. Difatti stiamo parlando dell'amaro d'Udine, sì, ma nella sua versione red, e questa è un'innovazione grandissima per un prodotto che nasce come liquore d'erbe a bassissima gradazione fin dal 1846, come vi dicevo. È un'origine tipica di molti preparati officinali che sono stati tramandati a noi dai frati. Ecco, il tutto lo dobbiamo a Antonio Coluta, chimico e farmacista, capostipite della famiglia Coluta, che ha conservato questa antica ricetta e ha prodotto questo amaro conosciuto in tutto il mondo. Pensate che è stato definito anche un digestivo ecologico ed è stato bevuto anche da persone da VIP all'epoca come Agostino Gemelli, Cesare Bellavitis e la regina Elena, che a quanto pare al dolce preferiva come dire il garp. Ecco. Allora passiamo a presentarvi invece quella che è la novità di quest'oggi, e la novità intanto è questa bellissima confezione che noi adesso andiamo ad aprirvi sperando di non combinare danni. Ecco, vedete, intanto cominciamo a dire che qui sostanzialmente abbiamo dei depliant che ci parlano dell'amaro red e ci parlano ovviamente anche della ditta Antonio Coluta. Qui poi abbiamo come dire, un dépliant che ci va a far capire quali sono invece i prodotti di Coluta Giampaolo, e qui ne abbiamo un pochino per tutti i gusti, perché sostanzialmente, come potete vedere, ecco che qui abbiamo le riserve, i vini classici e anche una presentazione dell'azienda agricola. Difatti qui nella confezione quest'oggi, come potete vedere, abbiamo, oltre a quello che sarà il prodotto che andremo a presentarvi fra un attimo, abbiamo anche questa ottima, direi, ribolla gialla prodotta sempre dall'azienda Coluta Giampaolo. Diciamo che questa è una pratica che andremo a risolvere questa sera, magari più tardi, lontano dagli occhi indiscreti dalla telecamera. Lasciamo stare la ribolla gialla e occupiamoci invece, eccolo qua, del nostro amaro red questa volta. Vedete, in pratica sostanzialmente la bottiglia è molto simile a quella dell'amaro d'Udine, uguale direi, semplicemente per questa scritta che ci fa capire che stiamo parlando di un altro prodotto. Difatti, dopo ben 164 anni, pensate che l'amaro Udine cambia sapore ed è disponibile questa nuova versione. Si va incontro a quelle che sono le generazioni di consumatori un momentino più giovani, e quindi qui l'amaro è sempre di colore scuro, ma è come dire, più caldo, più dolce e anche leggermente più alcolico. Difatti si può bere come al solito, come nel solito bicchierino in cui si beve l'amaro, ma si può bere anche con il ghiaccio. Questa è la novità più importante. Adesso, proprio per farvi vedere questa cosa, vedrò di assaggiare ovviamente per conto vostro questo amaro d'Udine red. E quindi siamo giunti al momento clou di questo nostro video test, di questa nostra video degustazione. Abbiamo tutto l'occorrente perché c'è l'amaro d'Udine red, qui abbiamo la maniera classica in cui normalmente viene bevuto un amaro, e invece questa è la novità perché ovviamente i giovani lo preferiscono anche col ghiaccio. Ecco, quindi ci siamo attrezzati per bene e adesso vedremo di andare ad assaggiare appunto questo amaro red. Quindi questo è per il blog di Aldo Rossi, quest'altro invece è per i lettori e i video, in questo caso ascoltatori del blog di Aldo Rossi, e quindi adesso alla vostra salute vado ad assaggiare per voi questo amaro d'Udine red. Vado. Allora, il gusto ovviamente non è quello che conosciamo, è decisamente più, come dire,
non voglio dire blando, ha una sua personalità tutta particolare. Ovviamente non aspettatevi il cazzottone sullo stomaco che vi arriva con l'amaro d'Udine, quello classico. Però direi che complimenti al dottor Coluta, perché qui veramente veramente molto buono, non è dolce, però diciamo che lascia il segno, ecco. Mi pare anche brutto lasciare questo bicchiere qui sul tavolo. Se voi non venite a berlo, io direi che adesso che c'è anche il ghiaccio dentro, ovviamente per conto vostro, anche quest'altra dose che abbiamo versato, vado, e il ghiaccio gli dà tutta un'altra sensazione. Niente male veramente. Ecco, speriamo solo di non dover, che sia venuta bene la ripresa e non doverla rifare, perché sennò mi scollo tutta la bottiglia. Buonissimo, buonissimo l'amaro d'Udine Red. Non è l'amaro d'Udine che conosciamo, ma sicuramente potrà essere così, molto ben voluto dalla vostra lei, dalla vostra ragazza, dalla vostra moglie, dalla vostra compagna, dalla vostra suocera, da chi volete voi. Io chiuderei qui questa video recensione. Vi ricordo ancora che all'interno della confezione trovate anche questa bottiglia di ribolla gialla, sempre della farmacia Coluta, e soprattutto non dimentichiamoci anche questa bella confezione che buttatela via, ci fate un figurone, eccola qua, la mettiamo proprio in mezzo alla telecamera per farvela rivedere. Allora, è tutto per l'amaro d'Udine Red. Io vi lascio con uno slogan piuttosto importante, e cioè: l'amaro d'Udine, guai a berlo in solitudine. Blog di Aldo Rossi, video test dell'amaro d'Udine Red.